...900.000 presenze turistiche. Questo l'ultimo dato statistico della bassa stagione in Sardegna, e si spiega. Qui la primavera incomincia a ottobre e termina a maggio. A autunno e inverno scorrono tiepidi, inondati di sole. I turisti aumentano di anno in anno. Per i più esigenti una cinepresa che consenta di fissare le immagini da riportare a casa in continente. Cagliari, una città moderna, il porto, le strade, l'acropoli. Questa la sua spiaggia. Il Poetto si estende per chilometri con la sua sabbia finissima. A fine ottobre l'aria è ancora calda e l'acqua tiepida e invitante, anche se il fusto di turno si ostina a coprirsi prudentemente. L'estate continua. Fa addirittura piacere indugiare sotto gli alberi. Per lei, invece, il sole è sempre il sole. Quasi d'obbligo la visita al Museo Archeologico di Cagliari, piccole statue dell'età del bronzo, attrezzi rudimentali, un dio arcaico, testimonianze della millenaria civiltà dell'isola. Dai giardini del museo altre vedute della città. La chiesa di San Saturnino, la più antica della cristianità che risale al V secolo. La duecentesca cattedrale pisana. Il teatro romano, interamente scavato nella roccia. E queste, le scorie delle miniere, la terra del carbone e dei metalli nei pressi di Iglesias. A Iglesias oggi è festa, l'ottobrata iglesiente che riunisce gente di molte contrade nei diversi tradizionali costumi. Una scena in cui rivive un mondo superstite di madonne e di regine. Ed ora in volo sull'isola. La costa sud in tutto il suo splendore, la leggendaria Sella del Diavolo, il Golfo degli Angeli. Nascosto tra i monti Barumini, l'antico villaggio nuragico fatto di capanne dell'età del bronzo, i monti dell'Ogliastra coperti di cupe foreste. La Sardegna non è soltanto costa e mare, ma è anche monti, boschi e laghi pittoreschi. Nei villaggi montani, circondati da foreste e da una solitudine pietrosa, il costume tradizionale si è conservato nella foggia esteriore e nella razza. È il mondo dei pastori. Qui sono le donne che lavorano al telaio. Tappeti e arazzi raffinatissimi, prodotti di un artigianato che rielabora genialmente e modernamente i temi e i modelli di un'antica tradizione. Così come è geniale la lavorazione del legno. Enigmatiche e patetiche espressioni vengono impresse a queste maschere dai colpi dell'esperto artigiano, le stesse espressioni enigmatiche e ombrose di un'antica malinconia che è rimasta da sempre negli occhi della gente sarda. Una scogliera fiammeggiante di porfido limita il golfo dell'Ogliastra. Accanto ai villaggi di pescatori sono sorti moderni centri turistici.
spettacoli e sport animano oggi questi litorali fino a pochi anni fa spopolati. Andiamo ora alla Lanusei, affacciata dal suo balcone di granito. Qui i ristoranti tipici della Sardegna, dove è possibile gustare le infinite varietà gastronomiche della cucina isolana, dagli antipasti ai primi piatti, agli arrosti, al noto porchetto di latte, una vera ghiottoneria. Il tutto accompagnato dai vini dell'isola, conosciuti in tutto il mondo. Dall'Ogliastra al mare di Alghero. In barca si raggiunge il suggestivo promontorio di Capocaccia, la montagna a strapiombo, dove si apre la grotta di Nettuno. In queste insenature, dominio incontrastato del vento e delle onde, una volta si addentrava soltanto il dio del mare per incontrarsi con le Nereidi. Oggi si affollano di pescatori subacquei e turisti giunti da ogni parte del mondo. E torniamo ad Alghero, questa città catalana che risente nel linguaggio e nel costume della dominazione spagnola. Qui il corallo, molta pazienza e molti sforzi per estrarlo. Nelle mani di esperti artigiani esso assume le forme più diverse. La Gallura, dove la terra si esprime con il groviglio di una natura appena placata da un cataclisma. Il vento e le onde hanno modellato la roccia in immagini bizzarre. Proprio nella regione gallurese si affaccia sul mare la Costa Smeralda, ormai celebre, come nessun altro approdo del Mediterraneo. La suggestione, l'emozione che dà il ricordo delle immagini, del clima, del cielo terso di questa terra, suscitano nel visitatore quella nostalgia che tutti ormai chiamano mal di Sardegna e che fa ritornare ogni turista in questi lidi. Arrivederci Sardegna, isola favolosa, dove il sole si ferma.